Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, in diretta sulla pagina Facebook, in diretta anche nella trasmissione. Dennis, qualche novità rapido, anche te chiedo gentilmente, e anche l'audio dalla regia. Di te? Ecco, adesso che la regia ha alzato il volume ti sentiamo, prego. No, allora dicevo, vi faccio velocemente vedere un video, chiedo alla regia se può agevolare il video che vi voglio mostrare adesso, adesso eccolo qua, lo state vedendo. Sostanzialmente nel pomeriggio di sabato l'esercito israeliano aveva colpito e distrutto in un bombardamento aereo un edificio nel centro di Gaza che ospitava le sedi di diversi media internazionali, tra cui Associated Press e Al Jazeera. L'edificio era stato colpito dopo che l'esercito israeliano aveva detto alle persone che erano all'interno di uscire, e l'esercito israeliano aveva motivato, diciamo, il bombardamento dicendo che l'edificio ospitava anche risorse militari dell'intelligence di Hamas, il gruppo radicale palestinese che di fatto governa la striscia di Gaza, ma la sua decisione è stata molto criticata e considerata come un attacco ai giornalisti che lavorano nella striscia di Gaza. Perfetto, hai fatto bene, perché era un video che avevamo già visto, però hai fatto bene a riproporlo, Dennis. Allora andiamo a vedere adesso, proprio in chiusura, 4 immagini delle cartine che sono un po' un imbroglio. Vi racconto perché adesso la regia le metterà in onda, vediamo se le abbiamo tutte e 4 le cartine, che dovremmo averle così, eccole, vedete. Allora, la prima, quella tutta verde, è la prima immagine della mappa del 46 considerata territorio palestinese, tutto quello che non è adibito ad ebrei, anche le zone disabitate, cioè la maggior parte, come tutte, il deserto del Negev, andato poi ad Israele proprio perché disabitato, e quella è la prima cartina. L'immagine 2 invece è quella un po' più onesta, almeno questa viene definita, dunque prendetela col beneficio di dare. Quella immagine è l'unica onesta, dicono, perché il progetto di partizione della Palestina, la risoluzione 181 del novembre 47, che, occorre ricordarlo, Israele accettò e stati arabi e palestinesi non accettarono. Se entrambe le parti avessero accettato la partizione, ora avremmo un territorio diviso a metà tra Palestina ed Israele. L'immagine 3 invece si parla del 49-67, quando invece semplicemente l'esito della guerra fra gli stati arabi che dichiararono Israele, e quindi anche lì è stata vinta dagli israeliani, mentre l'immagine 4 è la più bugiarda di tutte, perché gioca sull'equivoco di cosa può voler dire terra palestinese nella maniera più brutale e menzognera, sostituendo a cosa è terra palestinese a cos'è la comunità internazionale considerata terra palestinese. Ecco, professor Olli, era per far vedere queste 4 ovviamente cartine di cui se ne è parlato, com'è la situazione sotto un profilo del territorio di quella terra tanto martoriata com'è attualmente. Professor Volli, mi sente? Sì, sono mappe, ha detto bene, sono mappe ingannevoli. Non è vero che non c'erano stati palestinesi nel 48. Nel 48 c'era un mandato britannico che era stato istituito dalla Società delle Nazioni, che era l'ONU di quel tempo, per permettere un insediamento ebraico. Questa era la situazione, per cui quella roba tutta verde non era governata dagli arabi, non era governata dai palestinesi che non si chiamavano ancora così, semplicemente era governata dalla Gran Bretagna. No? Dopodiché è una mappa anche razzista, perché qualifica come Palestina tutto quello che non è in mano agli ebrei. Bisognerebbe smettere di far girare questa cosa e mostrare che Israele ha ceduto per la pace una serie di territori che aveva conquistato, cioè tutto il Sinai sostanzialmente, che qui non si vede, l'aveva conquistato 2 volte, nel 67 e prima nella guerra, e poi nel 73, e questo non si vede che Israele ha ceduto dei pezzi di territorio del Golan che aveva anche professor Volli, questa è una mappa proprio fasulla, cioè professor Volli, un imbroglio, fate male a mostrarla.
No, l'abbiamo detto però che era un imbroglio. Sì, però uno resta col visivo. Però nel dire questa cosa qui è propaganda palestinese. No, certo, no, nel dire che faccio vedere quella mappa che è un imbroglio vuol dire che dà supporto a quello che sta dicendo lei, quindi è per dover di cronaca, perché se avevamo detto che quella vera ha ragione nel dire che avevo fatto male a proporla, però nel dire che è un po' ingannevole, anzi è ingannevole, era giusto per presentarla, perché nei vari siti, ovviamente nel web, è una cartina che gira e dunque era giusto anche dare una spiegazione di quelle cartine che sono davvero oggettivamente una parte dell'imbroglio. Va bene, detto questo... La cartina giusta qual è? No, la cartina più veritiera, più diciamo che è quella, se facciamo vedere, è la 2, mi sembra di capire, la più se la riproponiamo, quella che è più vicina alla realtà, insomma, è la cartina numero la 2. È quella che è stata rifiutata dagli arabi. Ecco, no, però, ecco, e quindi era un progetto che era stato fatto e quindi non vale, quindi è tutto Israele. No, e quindi era stata rifiutata, cioè quando si è proposta quella cosa, 5 eserciti arabi hanno assalito Israele, hanno bombardato Tel Aviv, hanno affamato Gerusalemme, hanno fatto pulizia etnica di Gerusalemme, hanno usato le tombe, le lapidi delle tombe per fare le latrine, hanno buttato fuori gli abitanti di quel posto che si chiamava Shimon HaTzadik, cioè Simone il Giusto, che era una vecchia rione ebraico intorno a una tomba di un santo, l'ha richiamato Sheikh Jarrah e hanno dato le case agli arabi da cui certo, perfetto, però quindi, tutto questo per dirvi a tutti che erano delle cartine, adesso vado anche che mi chiama Viterbo, che erano delle cartine un po' ingannevoli, dunque non abbiamo presente come le migliori cartine, erano un po' ingannevoli, ho cercato anche di spiegarle nella lettura il perché e non arrabbiatevi. Viterbo, cosa voleva dirmi? No, è importante, forse se siamo verso la conclusione di questo programma, ricordare una cosa molto particolare che è successa qualche mese fa. C'era un vecchio ebreo ricoverato in ospedale che stava morendo di Covid e hanno chiamato la famiglia, ma la famiglia non ha fatto in tempo ad arrivare. E gli ultimi momenti della vita di questa persona, l'infermiere arabo che lo curava ha preso il testo dello Shema Israel, che è una delle preghiere più importanti per noi, è la preghiera che si legge prima, diciamo, di passare, prima del momento in cui di passare all'altro mondo. È stato lui, arabo, che ha recitato la preghiera dello Shema Israel al posto della famiglia. È una cosa molto significativa, per cui vi può dare l'idea di come siamo riusciti a collaborare uno vicino all'altro durante tutta questa crisi e come speriamo di poter ricominciare a collaborare e continuare a collaborare tra arabi, cristiani e musulmani anche in futuro. Ho la pubblicità, è l'ultima, e poi vi saluto e vi ringrazio veramente di aver partecipato a questa trasmissione. Abbiamo la pubblicità.